La Sicilia con le sue 9 province offre moltissimi spunti per un viaggiatore esperto che può immergersi nelle meraviglie che passano dal mare alle montagne, dai borghi alle città, dalle isole ai vulcani. Con una lunga storia e di vaste dimensioni, la Sicilia è un'isola che offre veramente tanto. Spesso scelta come destinazione delle vacanze al mare, può vantare una varietà di attrazioni che poche altre regioni d'Italia possono offrire. Palermo, bella e famosa, così è Palermo. Una città che riesce a combinare la raffinatezza ed eleganza degli edifici barocchi e rococò con il rumore dei mercati di quartiere e la bontà del cibo di strada. Ideale per una vacanza in città o come inizio di un viaggio per la Sicilia, è davvero una delizia per i sensi che non vi lascerà indifferente. Trapani, una città adagiata sul mare. Entrando nel labirinto di vie e viuzze del suo centro storico si scopre un'elegante cittadina, ricca di sontuose chiese ed edifici barocchi, e porto molto attivo dal quale è possibile raggiungere le isole Egadi e altre rotte nazionali o la Tunisia. Catania, sorge ai piedi del vulcano Etna. Catania deve al vulcano la sua storia e la sua fama. Costruita in pietra lavica, di colore grigio scuro, è stata quasi completamente ricostruita dopo il sisma che ha devastato la Sicilia nel XVII secolo. Non ti dimenticare di sottoscrivere il mio canale e se ti è piaciuto metti un mi piace.